Telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati. Prima edizione dei nostri telegiornali. Domenica staremo insieme fino alle 13:30 con tutte le notizie e gli approfondimenti della giornata. Cominciamo subito andando a Venezia, perché questa mattina c'è stata una punta di acqua alta che ha interessato appunto la città, con una massima di 102 centimetri alle 9:35. Non si sono alzate le barriere del Mose, ma la Basilica di San Marco è rimasta comunque all'asciutto. Ci spiega quindi che cosa è successo questa mattina, con un evento storico sicuramente per la città. Al telefono, in collegamento telefonico, il collega Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai nostri telespettatori e buona domenica. Evento storico per la città di Venezia certamente sì, perché come giustamente spiegavi da studio, questa mattina alle 6:30 sono suonate le sirene della quarta. Questa non è una novità, come sappiamo in novembre. Non si sono alzate le paratoie del Mose come era previsto, perché comunque la quota di marea non era sufficiente a far alzare il Mose. È andata quindi sott'acqua a Piazza San Marco, che è uno dei punti più bassi della città. Per la prima volta nella storia, nonostante sia andata sott'acqua la piazza, la Basilica è rimasta all'asciutto. Questo perché sono entrate in funzione queste barriere di cui parliamo da mesi, che erano state volute dai cittadini, dai residenti, i commercianti, un po' tutti quelli che si interessano anche della tutela della Basilica, che avevano chiesto. Finalmente, come previsto, il 31 ottobre si sono conclusi i lavori attorno alla Basilica, quindi sono state installate queste barriere manualmente dagli addetti alla Basilica e dagli operatori, per cui la cattedrale di San Marco, che solitamente va già sott'acqua, soprattutto l'allarme era per la pavimentazione delle artecce, che già quando l'acqua alta tocca gli 85 centimetri, quindi una quota molto molto bassa, viene allagata l'acqua della laguna. Questa volta, nonostante la marea sia stata di 102, è rimasta all'asciutto perché le barriere hanno funzionato, e quindi recintando la Basilica e con le pompe che sono state innestate si è fatto in modo che l'acqua della marea non abbia nemmeno lambito la Basilica, quindi tutto è funzionato, tutto è andato bene. Il primo test si può dire essere superato a pieni voti. Certamente adesso il sistema andrà collaudato e soprattutto andrà verificato, valutato nuovamente quando la potenza, la forza della marea sia superiore magari ai 102, pensiamo ai 110, ai 115, ai 120, cioè il limite entro il quale il Mose non dovrebbe essere attivato, almeno in questa fase sperimentale, ma la marea può essere più forte e quindi andrà comunque rivalutato il sistema quando in altre occasioni, quando anche il vento magari sarà più forte. Però intanto per oggi la Basilica è salva, ha lasciato la mente dei cittadini, dei veneziani. Così è corsa 3 anni fa, il 12 novembre 2019, quando ci fossero state queste barriere, questo sistema di protezione manuale che ricordo ancora una volta, è stato ora già tolto, perché è una cosa provvisoria, rimovibile. Se ci fossero state 3 anni fa, sicuramente la Basilica avrebbe evitato danni ingentissimi. Comunque guardiamo al futuro e per oggi la Basilica è salva e speriamo che lo sia anche in futuro con quote di marea più alte. Grazie allora Lorenzo per questo aggiornamento, che sicuramente è una buona notizia per la città di Venezia. Grazie a Lorenzo Maier, una buona domenica. E noi diamo ora uno sguardo ai siti di alcuni quotidiani per le principali notizie di quest'oggi. Vediamo appunto il Gazzettino, quotidiano del Nord-Est, e appunto la notizia dell'acqua alta a San Marco è in primo piano. Torna l'acqua alta in piazza San Marco e il Mose non si alza, funzionano le protezioni della Basilica. C'è un video e l'architetto Piana che spiega queste barriere di difesa.
attesa. Dalla laguna alla montagna misurina, l'ospedale per l'asma dei bambini con un solo paziente, così chiuderà. E anche questa è una questione sulla quale siamo tornati più volte nel corso dei nostri telegiornali, sul futuro di questo ospedale, un tempo così famoso e ora appunto che sembra avviarsi verso la chiusura. Un'altra questione particolarmente calda in queste ore è quella delle trivelle. A Porto Tolle un coro di no sul ritorno delle trivelle in Adriatico. L'ipotesi infatti è stata avanzata dal nuovo governo ed è un'ipotesi che sta sollevando anche un vespaio di polemiche. Trivelle in Adriatico, Matteo Renzi, quando proposi la stessa cosa io 7 anni fa, Meloni si oppose. Ricordiamo che nel 2016 ci fu un referendum proprio su questo, ci fu una maggioranza di sì, anche se appunto il quesito non raggiunse il quorum e quindi il referendum non passò. All'epoca sia Fratelli d'Italia che Forza Italia si schierarono appunto per il sì. Ora evidentemente hanno cambiato idea, la situazione è cambiata. Il Corriere del Veneto, anche qui in primo piano la notizia delle barriere di vetro a San Marco. Acqua Alta debutta la barriera di vetro, Basilica di San Marco all'asciutto. E poi ci sono altre notizie. Lucia, senza una mano scala le montagne, amo stare appesa, mi ha aiutato la nonna. E poi la cronaca, da Bassano si affaccia alla finestra con il fucile, volevo solo spaventare i gatti, questa la difesa dell'uomo che è stato denunciato. E ancora la questione delle trivelle, il ministro Urso: mai trivelle davanti a Venezia, eviteremo danni sul delta. Ministro Veneto quindi, che sembra chiaramente rispondere a quelle che sono le polemiche che le voci polemiche che si stanno levando in queste ore dalla nostra regione, in particolare ovviamente nell'area del delta del Po. Ed ora vedo che si sono collegati i nostri primi ospiti di quest'oggi e ringrazio quindi per essere con noi i 2 primi cittadini della provincia di Treviso. Grazie e benvenuti a Cristina Andretta, sindaca di Vedelago, e Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo. Buona giornata e ben ritrovati. Allora, 2 sindaci, proviamo quindi a vedere un po' quella che è la situazione attuale vista appunto dagli occhi dei primi cittadini di comuni di medie, piccole dimensioni, che sono poi alla fine, possiamo dire, no, il front office dei cittadini, che quindi si trovano quotidianamente a affrontare e a rinfacciarsi con i cittadini su quelle che sono le principali problematiche di questo difficile momento che stiamo vivendo. Volevo partire però da uno spunto che è stato offerto dal discorso del sindaco di Treviso in occasione delle celebrazioni per il 4 novembre, in vista anche della visita che ci sarà domani a Venezia e a Treviso da parte del neo ministro alla giustizia Carlo Nordio, che sarà appunto in visita ufficiale ai tribunali. Ebbene, il sindaco Conte, che lo ricordiamo è anche presidente dell'Anci Veneto, ha rivolto un appello al ministro Nordio da parte dei primi cittadini, quello di rivedere l'abuso d'ufficio in maniera tale da poter consentire ai sindaci di agire con maggiore tranquillità. Cristina Andretta, è realmente, diciamo, un problema così sentito, questa spada di Damocle sulla testa dei sindaci, che molto spesso, diciamo, rallenta anche e impedisce di prendere magari quelle decisioni e quelle azioni che si vorrebbero? Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori, e saluto anche il collega Mattia Perencin, che ci conosciamo da lunga data, da lungo percorso politico. E diciamo sì, questo è un tema
va affrontato. Sono anche convinta, e quindi partiamo dalla cosa positiva, che con il nuovo ministro Carlo Nordio questa revisione avverrà, lo ha promesso, e quindi noi siamo fiduciosi. È un tema di cui si discute da anni ed è davvero importante per noi sindaci, perché così come per garantire la sicurezza e la giustizia bisogna consentire alle forze dell'ordine di poter appunto procedere ad arrestare i delinquenti e non vederli per strada il giorno dopo, così anche noi sindaci abbiamo sempre questo fiato sul collo, che basta una firma sbagliata o un atto magari letto poco bene che incorri in questo abuso d'ufficio, insomma. Quindi diciamo che lo Stato noi lo viviamo un po' troppo come controllore a livello amministrativo, e la conseguenza lo si nota sia a volte in quello che può essere l'ingessamento degli atti, l'ingessamento delle scelte, ma anche che ci sono sempre meno persone che si avvicinano all'amministrazione pubblica, soprattutto quella locale, insomma. E quindi è sicuramente una norma che va rivista e che deve consentire lo svolgimento del nostro ruolo in una maniera un po' più semplice, ma soprattutto appunto serena. Certo, Mattia Perencin su questo tema. Sì, intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori, a lei e anche alla collega di Vedelago che rivedo con piacere. È ovvio che anch'io sono d'accordo su questo tema e auguro che si vada avanti e si faccia anche presto. I sindaci oramai sono diventati, e forse lo sono anche da sempre, il front office di qualsiasi tipo di problematica ci possa essere in un comune e non solo. Tante volte facendo delle riflessioni così a voce alta con chi anche mi sta vicino dico non penso neanche a tutte le responsabilità che i sindaci hanno in capo, perché probabilmente se dovessi pensarci veramente non farei neanche più il sindaco, nel senso che siamo oberati e caricati di moltissime responsabilità, alle volte anche trovandoci in situazioni davvero complesse e difficili, che io mi auguro che da parte del nuovo governo ci sia veramente un occhio di riguardo e un aiuto concreto da parte appunto del governo ai primi cittadini, perché spesso ci sentiamo lasciati soli a dover risolvere e a trovarci a gestire delle situazioni davvero complesse e difficili. Io ho grande fiducia nel neo ministro Nordio, perché appunto è una persona che conosce la realtà dei nostri comuni, e quindi mi auguro che si faccia presto anche con questo tema, perché condivido tutto ciò che ha detto la collega di Vedelago. Ci troviamo appunto alle volte a dover veramente affrontare situazioni davvero complesse e difficili. E l'altro tema poi è del chiedersi anche perché non c'è poi nessuno che vuole candidarsi e far politica nei nostri comuni, perché le responsabilità sono davvero tante, i rischi ci sono dietro l'angolo e ormai qui bisogna stare veramente attenti. Certo, senz'altro. L'altro tema che volevo affrontare con voi da due punti di vista diversi, visto che appunto sono due comuni che per numero di abitanti sono diversi, Nove del Lago e Fara di Soligo, è quello dei fondi del PNRR. Da un lato il bando per la rigenerazione dei piccoli comuni, con tutte le problematiche e le polemiche che ne sono scaturite per l'esclusione della totalità dei comuni della nostra regione e di fatto di tutto il nord Italia, dall'altro le problematiche invece di chi questi fondi è riuscito anche a portarli a casa, ma ha il problema poi di gestire le pratiche. Cristina Andretta, Vedelago, che è successo? Allora, Vedelago è un comune che supera i 15.000 abitanti. Noi alcuni finanziamenti del PNRR siamo riusciti anche ad ottenerli, molto pochi rispetto ai progetti che abbiamo presentato. L'ultima graduatoria alla quale siamo rientrati è proprio quello degli asili nidi comunali. Ne abbiamo appunto intercettati 2 bandi che prevedono la costruzione di 2 nuovi asili nido. Qui i temi sono 2 da affrontare. Il primo è sicuramente il fatto che ci hanno dato tempistiche strettissime. Allora, la graduatoria doveva uscire ancora a giugno di quest'anno, è uscita poche settimane fa,
però le tempistiche per fare l'opera, per costruire, per affidare l'incarico, per fare il progetto definitivo esecutivo, e non sto qui ad annoiare un iter complesso che c'è dietro un PNRR, non sono cambiate, e quindi questo non ci consente di lavorare in maniera serena, anzi spesso e volentieri impaurisce anche la nostra struttura, i nostri responsabili che sono sotto pressione, perché poi c'è un iter davvero pesantissimo che riguarda sia la parte diciamo prioritaria, quella di progettazione, di affidamento dell'incarico e poi dei lavori, ma anche la parte di rendicontazione, che non è di poco conto. E poi c'è il secondo tema, che appunto stiamo parlando di nidi comunali, quando il comune non ha il personale, quindi sarà da affrontare se questi asili nido saranno dati in concessione ad enti terzi, ma allora qui cadrebbe per esempio l'appetibilità di una tariffa chiaramente pubblica per le famiglie e di conseguenza insomma il comune si troverà ad affrontare, perché non ha la spesa del personale sufficiente per assumere delle persone che li possano gestire. Diciamo che quindi abbiamo vissuto un momento storico epocale con i PNRR, ci hanno consentito un po' di sognare, di progettare nuovi servizi che mancavano, e quindi abbiamo un po' gettato il cuore oltre l'ostacolo. Speriamo che non si frantumi, ecco. Speriamo di riuscire non solo a portarli a casa, ma a fare dei servizi che servono ai nostri cittadini, ma soprattutto che poi siano anche gestibili da parte dei comuni. Certo, per Encini invece la situazione di Fara di Soligo è completamente diversa, no? Perché voi questi fondi non siete proprio riusciti a portarli a casa, e certo non per mancanza vostra, no? Assolutamente no, diciamo che da quando sono uscite queste possibilità di accedere a questi fondi del PNRR, tutti i comuni e noi compresi ci siamo attivati per cercare di non perdere questa occasione. Io posso dire che abbiamo lavorato moltissimo con gli uffici. Teniamo presente che Fara di Soligo ha una popolazione diversa rispetto a quella di Vedelago, perché abbiamo 8.500 abitanti, e quindi anche in termini di personale all'interno degli uffici tecnici è sicuramente diversa rispetto a quelli di realtà magari molto più grosse. E posso dire che abbiamo lavorato costantemente con le 1000 difficoltà poi anche per poter partecipare a un bando del PNRR, e abbiamo cercato di essere presenti un po' su tutte le linee di finanziamento. Ebbene, purtroppo per tutta una serie di vincoli che sono stati inseriti all'interno di questi fondi, di questi bandi, noi non siamo risultati assegnatari di fondi di questo tipo. E questa cosa io l'avevo già posta ancora a suo tempo, perché all'interno dei fondi del PNRR, di questi bandi, viene garantita comunque una percentuale ai comuni e alle regioni del sud. Tutto il restante, quindi una minima parte, deve essere diviso fra province e comuni, e quindi già lì le risorse si assottigliano. Se poi ci mettiamo anche la questione, e questo mi rifaccio invece a un decreto del Ministero degli Interni che è uscito nei giorni scorsi riguardante la rigenerazione urbana, che si rifà poi all'indice di vulnerabilità, allora lì noi siamo completamente esclusi già a priori, se si pensa che il comune, diciamo così, più alto che è stato finanziato si trova nelle Marche. Tutto il restante è stato assegnato ai comuni dalle Marche in giù. Allora, io ho detto anche provocatoriamente più di qualche volta che oramai bisogna porsi una questione del nord, perché ad essere virtuosi, ad avere comuni con bilanci in ordine e in regola, alle volte non paga a questo punto, perché se poi facendo tutte le cose correttamente, partecipando a tutti i vari bandi, ci troviamo esclusi a priori perché c'è un indice di vulnerabilità che dà la precedenza a quei comuni che si trovano in difficoltà, magari anche qualcosa in dissesto, allora lei capisce che ci sono veramente due pesi e due misure. Io da un lato continuerò anche a partecipare a questi bandi, perché ne abbiamo sempre più bisogno oramai. Se non abbiamo dei cofinanziamenti, noi con le nostre risorse non andiamo da nessuna parte. Però lei capisce che alle volte c'è veramente una grossa difficoltà, e mi passi il termine, anche una grande arrabbiatura
perché il lavoro è molto, il tempo è grosso e gli uffici comunali sono impegnati a lavorare attorno a questi bandi per poi essere presi alle volte veramente a pesci in faccia. Io mi auguro che si rivedano anche questi sistemi di assegnazione dei contributi, a prescindere che siano dal PNRR piuttosto che da altre linee di finanziamento, proprio perché abbiamo anche noi bisogno di essere trattati, diciamo così, mi passi il termine, da cittadini di serie A e non di serie B. Ecco, tornando a quanto si diceva all'inizio, Cristina Andretta, no? I sindaci sono un po' il front office dei cittadini per i più svariati problemi. In questa situazione diciamo difficile che si sta vivendo, in uscita da una pandemia, da 2 anni di pandemia che hanno creato purtroppo tutti i problemi che sappiamo, con questa crisi energetica che sta creando grandi difficoltà alle famiglie e alle imprese, che situazione vi state trovando davanti? Quali sono le richieste principali che arrivano agli uffici? Guardi, la preoccupazione principale è quello che va ripensato un sistema di welfare completamente differente rispetto a quello in cui eravamo abituati. I comuni, e a volte questo non lo si percepisce, si trova spesso appunto a parlare con la parte sociale, quindi con la nostra società, che va in difficoltà. Abbiamo visto durante il Covid i famosi buoni spese, i buoni alimentari che sono andati magari a chi aveva una necessità temporanea legata magari al lavoro. Diciamo che questa necessità non è più temporanea, ma c'è la necessità di intervenire con dei progetti strutturali proprio per sostenere la nostra società. Non sono le solite persone alle quali tutti possono immaginare, sono le persone anche quelle più alle quali magari spesso non si pensa, non se ne parla, e hanno bisogno di un aiuto. Tant'è che noi abbiamo investito come comune, ma anche come Unione dei Comuni della Marca Occidentale, in alcune strutture per l'emergenza abitativa. Queste strutture purtroppo, o per fortuna, nel senso per fortuna perché le ha pensate, sono piene, purtroppo perché significa che ce n'è di bisogno. E quindi diciamo va un po' ripensato il sistema del welfare, a partire anche dal reddito di cittadinanza, per esempio. Perché non parlare di questo reddito di cittadinanza che va rivisto, ma va rivisto in fretta, perché i comuni hanno bisogno di più autonomia, hanno bisogno di più fondi. Noi siamo a corto di risorse, con un bilancio ormai che guardi giorno dopo giorno con una piccola lucetta per cercare magari la luce in fondo al tunnel, non la trovi e non riesci a fare magari manovre progettuali, programmabili, strutturali proprio rivolte alla tua società. E quando tu non riesci ad intervenire prima sui problemi che comunque dopo anni di esperienza riesci ad vedere magari anche con un certo anticipo, ti ritrovi poi a dare un sostegno alle famiglie o alle persone in difficoltà, che però non è più un sostegno strutturato, programmato, inclusivo rivolto alla persona, ma è un sostegno temporaneo a spot. Questo può risolvere la situazione oggi, ma domani siamo di nuovo a capo. Quindi è un sistema che va ripensato e rivoluzionato, e va proprio pensato un sistema di welfare. Questo credo sia l'emergenza oggi, che è legata al termine di bilancio e quindi anche all'aumento dei costi, perché questo ha determinato, per esempio per noi, per Vedelago, quello di destinare quasi totalmente l'avanzo di amministrazione per sostenere i nuovi costi legati all'energia, e l'avanzo di amministrazione spesso veniva utilizzato per altri obiettivi, per altri scopi. Senza pensare che nel 2023 in questo momento io non ho le idee chiare, non abbiamo la sfera di cristallo, cioè è difficile programmare. Certo, Perencin, a Farra di Soligo in questo senso la situazione? Ma guardi, allora, sottoscrivo in toto quello che ha detto la collega di Vedelago. Io le dirò anche la verità, che io non ho neanche più le lacrime per piangere, nel senso che ci troviamo ad affrontare una situazione drammatica per l'aumento dei costi che abbiamo dovuto sostenere con i costi dell'energia e adesso poi con i costi del gas e quindi del riscaldamento. Noi abbiamo comunque aumentato le presenze allo sportello dei servizi sociali, perché comunque abbiamo sempre più famiglie che ci chiedono aiuto e, come diceva la collega, non sono i soliti noti, ma c'è anche qualcun altro adesso che inizia a venire a bussare alla porta.
E quindi questo è un dramma, perché noi in questo frangente qui ci troviamo in un clima di incertezza per il futuro e dobbiamo cercare di capire cosa ne sarà da qui ai prossimi mesi e come anche impostare il bilancio. Io in questo momento qua, se lei mi chiede cosa sarà del futuro, diciamo così, e di come costruire il bilancio, io in questo momento qua non glielo so dire, perché abbiamo avuto e continuiamo a avere delle bollette che sono delle bollette folli e quindi ci troviamo a dover tagliare servizi, a ripensare interventi su opere pubbliche ed investimenti per far fronte a bollette che ci arrivano in maniera incresciosa e con delle cifre da paura. Quindi io veramente sono in difficoltà. Ho fatto un incontro la scorsa settimana con tutte le associazioni del paese per prospettare quelle che sono le difficoltà dell'amministrazione, perché io riesco ad arrivare fino a un certo punto, dopo da qualche parte quei soldi devo trovarli. Allora devo decidere cosa sì e cosa no. Questo è un dramma. Questo è un dramma, perché noi abbiamo dei comuni che hanno dei bilanci a posto, abbiamo degli avanzi di amministrazione che comunque sono degli avanzi di amministrazione che ci servono per finanziare opere pubbliche, ma nell'incertezza e nella difficoltà del momento io non so come poterli usare e se quei fondi li posso usare per continuare ad investire su opere pubbliche o se devo tenerli lì per pagare le bollette. Quindi questo è veramente un danno che si va a fare alla comunità, perché rimango, tra virgolette, indietro e non riesco ad essere al passo con la sistemazione, diciamo, dell'illuminazione pubblica, piuttosto che l'asfaltatura delle strade, piuttosto che da altri investimenti che io posso andare a fare. Basti guardare le ultime bollette che ci sono arrivate, noi in media pagavamo dai 9 ai 10.000 euro al mese solo di costo dell'energia elettrica, adesso viaggiamo su un trend di 40.000 euro, nonostante i moltissimi investimenti che la mia amministrazione sta facendo in questi 3 anni per quanto riguarda l'ammodernamento dell'illuminazione pubblica o l'efficientamento degli edifici pubblici. Certo, Cristina Andretta, sindaco di Vedelago, proprio un flash perché poi devo lanciare la pubblicità su questa questione delle bollette, no? Decidere che cosa sì e cosa no è un dramma, dice appunto il sindaco Perencin. Ha ragione il mio collega, perché è impossibile, come dicevo prima, organizzare un bilancio su questi termini. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di euro e poi di contro ci chiedono dei segnali di risparmio. Io credo che i nostri comuni, soprattutto quelli veneti, i segnali di risparmio li diano tutto l'anno. È inutile che ci soffermiamo a parlare delle luminarie natalizie piuttosto che della sospensione dell'illuminazione pubblica di notte. Per carità, tutto può servire, sono piccole gocce che aiutano magari a far crescere il nostro vaso pieno d'acqua, però sono segnali, non possiamo continuare a vivere di segnali. Noi il nostro risparmio lo facciamo tutto l'anno, abbiamo degli appalti energia sui quali io penso che io e il collega ci possiamo sfidare, fra un po' conosciamo anche il costo a kilowatt o piuttosto il costo per singolo impianto sportivo, perché siamo lì ad esaminarli tutti e stiamo parlando di piccoli segnali. No, ci serve una manovra che ci dia l'autonomia per poter riprogrammare e ripensare. Grazie, io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie a Mattia Perencin, sindaco di Fara di Soligo, e grazie a Cristina Andretta, sindaca di Vedelago. Buon lavoro e buona domenica, grazie. Grazie a voi. Grazie, un saluto. Io ora do la linea alla regia per la pubblicità, rimanete con noi, ci rivediamo tra pochissimo. Ed eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo ora nel Bellunese perché continua la caccia ai 2 rapinatori che l'altra sera all'orario di chiusura hanno assaltato il mini market di Ponte nelle Alpi, ferendo a coltellate il titolare e con il calcio della pistola un suo amico che era intervenuto per aiutarlo. I 2
malviventi che sembra dalle testimonianze parlassero con accento meridionale sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Ora le forze dell'ordine sono sulle loro tracce, ma sentiamo intanto che cosa è successo l'altra sera e l'intervista al negoziante rapinato. Franco Ardibel non se lo sarebbe mai immaginato. 50 anni in questo negozio, ma quello che è accaduto ieri sera, quando fra 6 mesi dovrebbe andare in pensione, davvero era inimmaginabile. Ho portato a casa la pelle, e quello è l'importante. Magari un po' bucherellata, da 6 coltellate, però insomma l'ho portata a casa. E niente, cosa vuole che le dica? Non pensavo che nella cosiddetta isola felice di Belluno succedesse queste cose, potessero succedere queste cose. Rapina a Ponte nelle Alpi, lungo Viale Dolomiti, colpito verso le 19 di ieri, Ardibel Alimentari. Quando l'attività stava per chiudere, 2 malviventi hanno fatto irruzione nel negozio armati di una pistola e di un coltello. Mi ha fratturato la spalla, mi ha fatto 6 tagli profondi e non me l'aspettavo così, veramente. Poi basta guardare il sangue che c'è, al negozio pieno di sangue. Cosa vuole che le dica? Speriamo che non succeda più. Quello con l'arma da taglia ha colpito il titolare, mentre quello con la pistola ha ferito al labbro un amico dopo avergli anche puntato l'arma in mezzo alla fronte. Quello che mi ha aggredito a me aveva un cappuccio così, con il pelo attorno, e aveva, secondo me, come ha detto anche la questura, un sottocasco, quindi e col bordo bianco. Quindi io praticamente gli ho visto solo parte del naso e gli occhi. E invece l'altro aveva una mascherina chirurgica. Sarebbe in grado di riconoscerli? Quello che mi ha aggredito, sì, sicuramente. Ho ancora gli occhi davanti. Un aiuto importante potrà ora arrivare dalle immagini fornite dalle telecamere di videosorveglianza che coprono la zona centrale di Ponte nelle Alpi. Ed ora restiamo nel bellunese, ma per parlare di sicurezza in montagna, in questo bellissimo autunno con giornate splendide come quella di oggi. È davvero grande l'afflusso sulle nostre montagne da parte di turisti, escursionisti e gitanti. Proprio per parlare di questo abbiamo in collegamento, e lo ringrazio per essere con noi, Alex Baratin, delegato del Soccorso Alpino di Belluno. Buongiorno Baratin, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi e sempre dell'attenzione che date a questo momento particolare di informazione. Ecco, allora, sicuramente le bellissime giornate, insomma il bel tempo di quest'autunno invogliano molte persone a continuare a frequentare la montagna. Peraltro c'è stata anche una prima spruzzata di neve, no? Venerdì, che ha imbiancato le cime più alte. Quali sono le raccomandazioni che voi fate a tutti gli escursionisti in questo momento, diciamo, particolare dell'anno, di passaggio tra la stagione più calda e quella invernale? Diciamo che l'autunno che stiamo vivendo adesso è un momento di transizione tra l'estate e l'inverno, un momento molto particolare perché le temperature sono state miti fino a pochi giorni fa, adesso si è iniziato ad avere temperature più rigide e quindi salendo in quota, quindi salendo sopra i 1500-1800 già troviamo del ghiaccio e facciamo attenzione alla mattina presto perché comunque è ancora il terreno è ghiacciato e quindi bisogna stare molto attenti perché troviamo la foglia e l'erba che dà quella sensazione di sicurezza, ma in realtà tutto è ghiacciato, quindi fate attenzione a tutti i sentieri e uscendo anche dai sentieri, per chi va a funghi anche in questo periodo deve fare parecchia attenzione. Ecco, avete riscontrato un incremento, diciamo, degli interventi quest'anno, data la grande, diciamo, affluenza che c'è stata in montagna, favorita insomma da questo bel tempo eccezionale? E sicuramente quest'estate c'è stato un afflusso, una presenza di turisti che hanno frequentato le Dolomiti e tutta la parte prealpina in modo importante e questo fa sì che purtroppo ci siano stati tanti incidenti.
incidenti dovuti alle più variegate cause, diciamo, no? Spesso anche alla poca preparazione, alla non gestione della gita o la non preparazione del percorso definito nel dettaglio, no? Quindi noi chiediamo sempre di verificare bene in modo preventivo il tracciato che si vuole fare, capirne le difficoltà, la quota che si vuole percorrere e anche il dislivello che vogliamo fare, perché diventa fondamentale sapere qual è il tracciato principale e quali sono i tracciati secondari, perché in caso di necessità abbiamo bisogno e dobbiamo sapere quali sono le vie di fuga, chiamiamole, no? Questo lo facciamo in tempo di pace, perché se ci troviamo in ambiente e non sappiamo dove ci troviamo, oppure non abbiamo valutato un rientro magari dopo un temporale, o magari anche per un malore che abbiamo anche di banale entità, diventa veramente un problema per voi e poi anche per chi vi viene a soccorrere, che comunque mette a repentaglio la propria vita per soccorrere gli altri. Quindi facciamo attenzione a valutare molto bene il tracciato. Troviamo sui siti istituzionali del CAI, delle guide alpine e anche del soccorso alpino delle indicazioni di come frequentare l'ambiente alpino, di cosa avere al seguito, soprattutto avere un kit di primo soccorso, oltre al ricambio e qualcosa da mangiare e da bere, che è fondamentale avere nel proprio zaino per noi e per i nostri familiari. Ecco Barattin, a volte anche le escursioni più semplici e più facili, quelle che sono adatte alle famiglie, possono nascondere delle insidie. A me è capitato, fatalità, proprio la scorsa settimana in una passeggiata in Cansiglio, di avere difficoltà a rintracciare il sentiero a causa delle foglie, no? Adesso c'è questo meraviglioso spettacolo anche del foliage, però uno strato molto alto di foglie rende tutto il sottobosco uguale, non si riesce più ad individuare la traccia del sentiero, quindi magari anche una famiglia con bimbi in una passeggiata facile, semplice, può trovare delle insidie nascoste. Sì, ha detto molto bene, la difficoltà di questo periodo è quella che i sentieri sono coperti dalle foglie, no? Quindi bisogna avere una cartina a seguito, anche il telefonino va molto bene, che ci sono delle app che ci permettono di geolocalizzarci sul territorio. Ricordiamolo però di scaricare la cartina in locale. Cosa vuol dire? Laddove il telefono non ha copertura di rete, abbiamo comunque la cartina sul nostro telefonino e il GPS ci dà la posizione. Questo diventa fondamentale, perché non pensate di trovare copertura telefonica magari anche in Cansiglio, in tutta l'area del Cansiglio. Questo fa sì che chi non ha la cartina a seguito ma ha solo il telefonino ha uno strumento che poi non riesce ad utilizzare. Fa molto bene la cartina e saperla utilizzare e avere quelle nozioni di base per la topografia, per avere l'indicazione di dove stiamo andando. Fate attenzione alle tracce degli animali, che spesso vengono confuse con il tracciato del sentiero, quindi facciamo molta attenzione a valutare molto bene qual è il tracciato principale. Ecco, io la ringrazio davvero per questi suggerimenti a tutti coloro che in queste bellissime giornate d'autunno ne approfittano per continuare a frequentare la nostra meravigliosa montagna. Grazie a Alex Barattin, delegato per il soccorso alpino di Belluno. Grazie a voi e dell'attenzione che sempre ci date. Buone passate a tutti. Grazie mille Alex Barattin. Noi tra poco dovremo collegarci con il sindaco, ecco lo vedo è già con noi. Un saluto quindi a Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno agli spettatori e grazie dell'invito. Ecco, allora, è un tema questo del quale appunto volevo parlare con lei, Marcon, sicuramente di grandissima attualità e di grande dolore anche per tutta la provincia di Treviso, che si è trovata nuovamente ad affrontare il fenomeno delle stragi sulle strade, così come non accadeva da tanti anni, per numeri, per proporzioni, per giovane età delle vittime. La provincia di Treviso ha voluto ripartire insomma a ritmo serrato con le famose lezioni di sicurezza rivolte soprattutto ai ragazzi. Sì, abbiamo deciso di riprendere questo percorso perché l'emergenza ormai è diventata grave, è fuori controllo e quindi è più che mai necessario
riprendere a formare i ragazzi e far capire quali sono i pericoli che potenzialmente rispetto ai quali possono incorrere alla guida di un mezzo e anche insomma, da pedoni piuttosto che da ciclisti. È fondamentale lavorare sulla consapevolezza e sulla cultura della sicurezza e quindi farlo attraverso corsi di formazione alle scuole secondarie di secondo grado, ai neopatentanti e ai neopatentati. Pensiamo e speriamo possa dare un contributo ad invertire quel trend che oggi preoccupa le amministrazioni e un po' tutti. Insomma, siamo tornati a crescere nel numero degli incidenti stradali mortali e purtroppo vedono tante giovani vittime. Quindi lavoriamo in questo senso a 360 gradi. Oltre a formazione diretta abbiamo costituito un tavolo assieme alla Prefettura, un tavolo sicurezza allargato a tutti coloro che vogliano dare un contributo, quindi alle associazioni dei familiari piuttosto che alle polizie locali, alla polizia stradale, alla Prefettura, all'ULS, alle autoscuole, alla motorizzazione. Insomma, tantissimi sono i soggetti che partecipano a questo tavolo e stiamo lavorando cercando di appunto infondere cultura di sicurezza. Ecco, cultura di sicurezza che parte anche proprio dal sensibilizzare sul tema dell'abuso di alcol, perché purtroppo abbiamo visto i dati di queste ultime settimane, testimoniano i dati delle forze dell'ordine, dei controlli sulla strada, quanto frequente sia l'abuso di alcol e talvolta anche di sostanze stupefacenti da parte di chi si mette alla guida. Forse proprio il problema dell'alcol è un po' sottovalutato, la gente beve, si diverte così e poi prende in mano la macchina senza rendersi conto di che cosa questo può comportare. Mettersi alla guida di un mezzo dopo aver assunto sostanze alcoliche piuttosto che stupefacenti diventa pericolosissimo. I corsi che stiamo facendo, la formazione anche con l'ausilio di tecnologia fa capire quanto si rallentano i riflessi e di quanto potenzialmente uno perda la propria integrità psicofisica dopo aver assunto appunto sostanze che alterano l'equilibrio delle persone. Si sta lavorando in questo senso. Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli e giustamente, come ha detto lei, assistiamo ad un ritiro di numero importante di patenti di persone che sono alla guida non avendo le condizioni ottimali. Bisogna lavorare in questo senso, bisogna lavorare anche con le associazioni di categoria degli albergatori piuttosto che dei baristi. Si è intervenuti nei confronti di ambienti che facevano promozione after hour di spritz piuttosto che altro, chiudendo anche, c'è stata data una sanzione e la chiusura temporanea dell'esercizio in modo tale da dissuadere anche coloro che insomma per esercizio vendono sostanze alcoliche, dissuaderli nel darli a giovani e anche a prezzi favorevoli. Questo è l'indirizzo che abbiamo assunto ultimamente. I controlli ci stanno dicendo che c'era bisogno e c'è bisogno di questa attenzione. Ribadisco, lavorando tutti assieme, cercando di sensibilizzare tutti noi su che cosa significa insomma guidare un automezzo non essendo pienamente a posto con il fisico, che pericolo potenziale si è per se stessi e per gli altri, che sia una bicicletta, un monopattino, un'auto, un camion o un furgone. Insomma, presuppone sempre un'alta concentrazione, uno stato fisico perfetto per essere alla guida. Ecco, due flash ora con lei, Marcon, volevo su altri temi che sono di grande attualità. Uno, l'abuso d'ufficio, lei lo ricordiamo è anche il sindaco di Castelfranco, oltre che il presidente della provincia di Treviso. Proprio da Treviso il sindaco Mario Conte ha lanciato in occasione del discorso del 4 novembre un appello al nuovo ministro della giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, proprio per rivedere questa norma che mette in difficoltà molti primi cittadini. Vede, nel tempo la normativa ha fatto passare insomma, da un estremo all'altro. Se nel passato le facoltà degli amministratori piuttosto che dei dirigenti o di pubblici amministratori insomma,
lasciava ampi margini di manovra, oggi invece è particolarmente stringente, no? Bisogna avere attenzioni a 360 gradi quando si va a sottoscrivere un atto. Quindi bene ha fatto il sindaco Conte a sensibilizzare il ministro rispetto a questo, che è un tema che rallenta una burocrazia già elefantiaca per le pubbliche amministrazioni. Vi è bisogno di poter dare tanto agli amministratori quanto ai pubblici funzionari quella agilità, quella responsabilità di scelta che acceleri il percorso. Devo anche spezzare un po' una lancia nei confronti della funzione pubblica, perché non è proprio così vero che c'è la paura della firma da parte del dirigente, anzi no, insomma io ho dei collaboratori che oggi procedono spediti nei loro ruoli e nelle loro funzioni. Certo è che il pericolo è sempre dietro l'angolo e talvolta si corre, come dire, insomma si può andare sui giornali per un abuso d'ufficio che poi magari la giustizia dice che non c'è, ma intanto, passatemi il termine, c'è lo sputtanamento un po' della pubblica amministrazione e dell'amministratore che nel caso dopo non si riveli tale trova un piccolo trafiletto nella stampa, ma uno ha il marchio, no? Resta macchiato da questo percorso giudiziario. Quindi è giusto porvi attenzione, fare delle regole che accelerino la burocrazia e che comunque diano la responsabilità, lasciano prendere la responsabilità a chi se la vuole prendere. Credo che sia una strada che bisogna intraprendere velocemente, tanto più di questi tempi dove gli enti locali sono chiamati a investire risorse del PNRR in modo importante, con una tempistica molto ristretta, perché è rigida la normativa e se non acceleriamo un po' noi seriamente corriamo il rischio di far sì che il PNRR da opportunità si trasformi in boomerang. C'è bisogno di avere una magistratura, una giustizia al fianco che acceleri e che concretizzi queste opportunità importanti che gravano oggi sulle spalle per lo più di amministratori locali. Ecco, Marcon, proprio un flash perché poi dobbiamo andare a Kiev da chef Antonioli. Che volevo chiederle, per quanto riguarda il caro bollette e i bilanci, no? Sono momenti sicuramente difficili, anche di grande incertezza da parte delle amministrazioni comunali, alle prese come del resto le imprese e le famiglie con questi problemi. Come vi state orientando? Ci stiamo orientando facendo leva e pressione sul governo, che ha consapevolezza di quanto incidano questi rincari di energia sulle pubbliche amministrazioni e quindi lì devono trovare le risorse per compensare questi rincari che non possono gravare sulle spalle dei cittadini, né tantomeno, per come la vedo io, gravare sulle spalle nel taglio di servizi. Tagliare pubblica illuminazione significa tagliare sicurezza e non riscaldare le aule significa far patire il freddo ai ragazzi. Io non sono d'accordo in riduzione di servizi perché non ho i soldi per pagare le bollette. È un impegno che si deve prendere chi è il governo e so che ci sta e quindi andiamo avanti cercando di limitare oppure di ridurre al minimo gli sprechi, ma nelle nostre amministrazioni oggi io oserei dire che gli sprechi sono già stati presi un po' tagliati da tutte le amministrazioni, siano essi comuni piuttosto che province. Oggi c'è bisogno di trovare una stabilizzazione sul costo dell'energia e che le amministrazioni abbiano le risorse per far fronte a questi servizi. La cosa che mi preoccupa di più però, se sono sincero, sono le imprese e le famiglie, perché io assisto ad imprese che si trovano ad aver bollette quasi decuplicate e lì il problema diventa veramente grave, perché se chiudono poi cominciamo a metterci all'interno di un circolo vizioso che vede le amministrazioni pubbliche essere chiamate a supporto di famiglie che magari restano disoccupate. E questo sicuramente è fonte di preoccupazione per tutti. Marconi, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, una buona giornata e una buona domenica. Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco e presidente della provincia di Treviso. Un saluto, grazie. Grazie, domenica. Grazie. Linea alla regia, ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Ora torniamo a parlare della guerra in Ucraina con lo chef trevigiano Stefano Antoniolli, che appunto gestisce un ristorante nel capoluogo Kiev. Per motivi tecnici non siamo, a causa proprio della situazione difficile che si sta vivendo nella capitale dell'Ucraina in questi momenti, non siamo riusciti a farlo in diretta, ma l'abbiamo registrato ieri pomeriggio. Sentiamo quindi insieme le parole di chef Antoniolli. Allora, ci colleghiamo ora con Stefano Antoniolli, chef trevigiano trasferito a Kiev. Buongiorno Antoniolli, le notizie che arrivano in Italia sono sempre più allarmanti su quanto sta accadendo anche nella capitale ucraina. La situazione, da voi che la state vivendo da dentro, com'è e come si sta evolvendo? Diciamo è stato un peggioramento dopo il 10 di ottobre, che sono arrivati questi droni kamikaze che hanno messo fuori funzione le centrali elettriche qui intorno a Kiev e in tutto il paese. Quindi oggi vediamo una situazione nella quale tolgono l'elettricità un tot periodo di ore al giorno. A volte va bene perché lo dicono in anticipo da che ora a che ora, altre volte non si sa, quindi noi ci troviamo a lavorare a lume di candela di sera, quando cade e senza elettricità. Qualcosa riusciamo a fare, ci stiamo abituando a lavorare in questa situazione. Ecco, ma il suo ristorante quindi è ancora aperto? La gente esce ancora di casa per andare a mangiare al ristorante? Si vuole conservare un minimo di parvenza, di vita tra virgolette normale? Sì, si cerca di fare una vita normale, la gente anche, che ce n'è meno di prima, logicamente. Si vuole fare qualcosa di normale, il ristorante è aperto, proviamo a tenerlo aperto anche per dare una via di scappo a questa situazione, no? La gente viene a mangiare, ma purtroppo capita che nel bel mezzo della cena o del pranzo si spenga la luce, e poi noi ci siamo già attrezzati con candele e lampade a ricarica e un po' sviamo con queste cose. Ecco, adesso hanno chiuso ancora. Ecco, allora hanno chiuso ancora, quindi noi non la vediamo più, vediamo lo schermo nero, vediamo se si riesce. Ecco, adesso è tornata, quindi la situazione è questa. La situazione è questa, la vedete anche voi, vi siete capitati giusti, quindi capitano queste cose. Adesso è capitata per un minuto, però anche per 3-4 ore. Ecco, per quanto riguarda la vita quotidiana, no? La città è stata bombardata, quindi la paura chiaramente c'è sempre. Come si vive a Kiev? Si cerca di vivere una normalità che non c'è, perché appunto c'è sempre questa paura che arrivi qualche drone kamikaze e arrivi da qualche parte. Certamente stanno facendo uno scudo aereo, abbastanza importante, però appunto il 10 di ottobre su 60 o 70 droni e missili sparati, 4-5 ne sono arrivati nella capitale e hanno distrutto appunto queste infrastrutture elettriche che portano alla situazione che abbiamo oggi. C'è sempre un po' di paura, però stiamo convivendo, ci stiamo abituando e cerchiamo di viverla nel miglior modo possibile. Ecco, ci sono altri italiani in città e siete in contatto tra di voi? Beh, senz'altro c'è l'ambasciata sempre presente con l'ambasciatore, il vice ambasciatore, il console e tutti gli impiegati dell'ambasciata che sono sempre qui presenti. Poi ci sono anche altri italiani, siamo in pochi, perché tanti escono e entrano, fanno
guardano le loro cose qua, poi escono per un periodo, siamo sempre di meno presenti e appunto quelli che sono presenti vanno e vengono dall'Italia. Io sono l'unico, bene o male, in pianta fissa. Ecco, in tutti questi mesi di guerra, lei ha mai pensato di lasciare, di tornare in Italia? Beh, non le nascondo che ci sono state, diciamo, delle idee di tornare in Italia, però essendo qui da 23 anni che sono qua, già in pianta stabile, mi sono fatto una carriera, ho la famiglia, mia moglie di qua, abbiamo questo bellissimo ristorante a cui ci tengo moltissimo e tornare in Italia e ricominciare tutto da capo, ci penso, però bisogna ricominciare tutto da capo. L'età ormai, adesso non dico che sono più giovanissimo, no? Però ricominciare da capo trovando diciamo degli investitori o dei partner che sarebbero disposti a investire su un progetto carino, dico, non so se ce ne sono molti. E quindi poi tutta la gente che c'è qua, tutti gli amici che ho qua, anche tutti i colleghi informatici qua, tutti i parenti anche. È un po' difficile mollare tutto per ricominciare tutto da capo, però ogni tanto c'è l'idea di ritornare, però sempre per qualcosa si tornerebbe per qualcosa di bello, non tanto per tornare. Lei come pensa andrà a finire questa guerra? Sicuramente andrà a finire, prima o dopo finirà. Il problema è appunto sapere quando, e questo non si sa. Io spero tantissimo che la diplomazia o il buon senso della gente porti a una pace, almeno è quello che spero io e che sperano, penso, tanta gente, di ritornare alla vita precedente, dove eravamo tutti felici, dove c'era un cielo abbastanza, diciamo, senza sti razzi, senza sta guerra, e di ritornare alla vita normale che c'era prima. Ecco, lei ha una moglie ucraina, la sua vita quindi l'abbiamo detto, no? È ormai da tanti anni in questo paese, in questa città, la capitale Kiev, e fa un lavoro attraverso il quale è sempre a contatto con la gente. Che cosa le dicono gli ucraini in questo momento? Gli ucraini sono fortemente convinti di vincere questa guerra. Loro sono molto motivati e hanno un orgoglio nazionale importante. Quindi capisco anche il loro punto di vista. Loro sono convinti che finirà a loro favore. Lei mi sembra perplesso su questo, non la vedo convinto. Io non sono di parte, però le dico quello che provano qui. La sua speranza, insomma, che in questo momento, insomma, la situazione è sempre più tesa, si parla di conflitto nucleare, insomma, ne abbiamo sentite tante di affermazioni estremamente preoccupanti, non solo per l'Ucraina, ma per l'Europa e il mondo intero, no? Lei cosa pensa, vivendo lì e vivendola sulla propria pelle questa guerra? Guardi, io le dico solo una cosa, noi siamo preoccupati e addirittura siamo anche attrezzati, nel senso che sappiamo cosa fare se capita una tragedia del genere, sappiamo già cosa fare, come muoverci, e penso che noi qui al lavoro ci siamo procurati delle pastiglie di iodio che servono un po' a contrastare le radiazioni, quindi noi siamo
è duro da dire, però siamo preparati, tra virgolette, a quello che potrebbe succedere. Che non capiti mai, sempre la speranza che non ci sia mai questa follia di far accadere una tragedia nucleare, però meglio essere attrezzati che non. Ecco, le autorità che cosa vi dicono? Le autorità dicono sempre la stessa cosa, quello che dicono fin dall'inizio della guerra, di lasciare il paese. Le autorità italiane dicono a vostro rischio e pericolo se rimanete qua. Quindi a mio rischio e pericolo. E le autorità ucraine? Le autorità ucraine fanno fronte a quello che è il conflitto, quindi mettono in campo tutto quello che possono per contrastare appunto, diciamo, tutto questo conflitto. Ecco, questa dunque l'intervista che abbiamo realizzato ieri a chef Stefano Antoniolli, che appunto vive a Kiev, e la situazione purtroppo è quella che avete sentito. Noi ora cambiamo tema, torniamo in Italia. Vedo che sia collegato il nostro prossimo ospite, che è Stefano Bellotto della Diconsum Treviso Belluno. Buongiorno Bellotto, grazie per essere con noi. Peraltro è un tema comunque collegato a quanto sta accadendo in Ucraina, perché sappiamo insomma come la situazione difficile, la crisi energetica che stiamo vivendo sia strettamente legata alle vicende belliche, al conflitto appunto con la Russia. Su questo fronte, diciamo, la situazione per il sentore insomma che voi avete come associazione dei consumatori, com'è? Beh, noi abbiamo in termini di lamenti, reclami che stiamo gestendo ultimamente, ci sono molti casi grossi, molti casi di importi rilevanti. L'ultimo che mi viene in mente è una signora con 4.100 euro di bolletta, sulle quali chiaramente stiamo facendo le contestazioni, perché il problema è che spesso vengono fatturati consumi che sono notevolmente distonici rispetto a quelli abituali, ma soprattutto non verificati, perché ci sono molte piccole aziende le quali cominciano a fatturare già appena viene preso il contratto importi abnormi, nella certezza che poi il rapporto si chiuderà. E abbiamo parecchi casi di questo tipo. La cosa che c'è da dire è che sono finora 35 le piccole società del mercato libero che sono fallite, saltate nei fatti, perché, come dicevo nelle volte scorse, non riescono a pagare l'energia che rivendono, e questo sta creando un momento di selezione quantomeno all'interno del mercato per quello che è il lato offerta. Certo, ci sono situazioni pesanti. Io ho anche modo di seguire alcune persone, in particolare immigrate, volevo dire questa cosa perché secondo me è importante, le quali si trovano anche in condominio in particolare a dover gestire dei preventivi di spesa abnormi, e veramente non ce la fanno, perché a volte c'è un solo reddito e hanno magari 2 o 3 figli ed è difficilissimo procedere. Per cui ci sono delle soglie per le quali diventa difficile. Fortunatamente esiste il bonus energia che viene messo a disposizione, e sta succedendo, magari l'affrontiamo più avanti, invece un cambio per quanto riguarda il costo dell'energia. Ecco, il costo dell'energia che abbiamo visto, no? C'è stata una modifica anche nella fatturazione mensile con questo calo poi che c'è stato negli ultimi giorni, che quindi in qualche maniera va ad aiutare, ma c'è anche una denuncia che ho letto proprio in questi giorni da parte di diverse associazioni di consumatori relativamente come dire, a fornitori che scremano i clienti, si liberano diciamo di quelli più poveri, per cui paradossalmente diciamo quelle che sono le fasce più deboli della popolazione rischiano di trovarsi al freddo nel vero senso della parola, perché non trovano nessuna ditta fornitrice insomma disponibile per far loro un contratto. Allora,
La nostra teoria è che il consumatore è parte debole e questo si verifica in particolare nel momento in cui l'azienda dice sai, non mi conviene più tenerti, ti mando fuori, per eccessiva onerosità del fatto di mantenerti. Sarebbe interessante poter fare in modo che anche il consumatore potesse dire non ti pago la bolletta per eccessiva onerosità, ma qui ci sono discorsi sui quali si può eventualmente fare un ragionamento. Ci sono comportamenti, allora, quello che alcune aziende fanno, lasciar perdere alcuni clienti, lo possono fare, ok? È quantomeno intempestivo e scorretto. È un po' come quando le banche aumentano i costi dei conti correnti in una situazione come questa nella quale già beneficiano degli extra profitti dai tassi della BCE. Però la notizia positiva, ok, noi abbiamo, se si ricorda, circa 3 mesi fa parlavamo dell'indice del TTF, che è l'indice del mercato danese sul gas. Stiamo ritornando, dopo un livello altissimo, ai livelli che si verificavano all'inizio del periodo di maggio, aprile-maggio, delle tensioni della guerra. Per cui quella componente si sta riducendo. La moderazione dei consumi che è stata proposta dal governo Draghi, giustamente, e anche il clima mite sono riusciti ad evitare quello che era lo spauracchio di cui parlavamo circa un mese e mezzo fa. C'è un aumento delle bollette del 60%. L'aumento è stato ridotto al 5%, che è comunque importante, ma è meno pesante, meno impattante di quello che ci si aspettava. Per cui, grazie soprattutto alle azioni che ci sono realizzate a livello europeo, si sta vedendo forse un rallentamento di un processo che sembra molto molto pesante, però si sta vedendo un rallentamento. E questa senz'altro è una buona notizia in un mare, diciamo, di brutte notizie, no? Purtroppo. Peraltro, insomma, il freddo ormai sta per arrivare, quindi prima o poi fortunatamente siamo stati graziati da questo autunno mite, ma insomma ormai penso sia questione di giorni per l'accensione degli impianti di riscaldamento, no? E quindi sicuramente vedremo che cosa accadrà. Intanto volevo chiederle anche quelle che sono le indicazioni, i consigli, diciamo, che voi date ai consumatori in questo momento per cercare, come dire, di mitigare l'impatto, no, di questi rincari. Allora, ci sono due vie. In questo momento, chiaramente, a prescindere da tutto, la riduzione dei consumi, questo dovremmo riuscire ad abituarci a farlo. La seconda riguarda la scelta del fornitore di energia. Io continuo a ribadire, non voglio fare pubblicità, ma solo le strutture grosse sono in grado di garantire una risposta ad eventuali reclami. Le strutture piccole e lontane dal territorio è bene evitarle, le strutture piccole e vicine al territorio con le quali si può interloquire possono essere valide. Attenzione a una cosa però, c'è una grande società partecipata a livello pubblico, distributrice di energia, sulla quale io ho segnalato 2 prassi commerciali scorrette, nel senso, la cosa mi è successa a Belluno, a Treviso devo ancora verificare, di persone anziane in particolare, presso le quali si presenta dei rivenditori, degli agenti che vendono energia, i quali prendono le carte, prendono le bollette, eccetera, eccetera, e dicono: signora, lei spende troppo, guardi, facciamo un nuovo contratto. Il problema è che magari questi avevano un contratto col SEN, che è il Servizio Elettrico Nazionale, il servizio di maggior tutela piuttosto che altro, ad un costo particolarmente basso, e se lo vedono aumentato notevolmente. Vengono da noi e contestano, noi facciamo il disconoscimento, però il contratto è valido. Ecco, la cosa che è risultata parecchio antipatica e sulla quale ho chiesto un incontro con il presidente di questa associazione, di questa fornitore di energia partecipato, visto che lo pago anch'io essendo partecipato, è che nel call center, quando la persona si è presentata quando la persona ha rappresentato il suo reclamo, è stato detto: beh, guardi, se lei non procede con la denuncia, annulliamo il contratto. Allora, visto che le prassi commerciali scorrette di solito sono state sempre imputate alle banche piuttosto che ad altri, il fatto che comincino ad esserci anche nel settore dell'energia per noi è
fonte di allarme, e su questo sicuramente vigileremo. Io l'ho chiesto l'incontro, visto che si sono verificati 2 casi, spero che si tenga, proprio perché queste prassi commerciali che vanno a danneggiare le persone più deboli, gradirei non vederle nel nostro territorio, ok? Perché già si vedono con le ditte che vendono bonus 110 in maniera artificiale, nel senso che il loro core business è vendere materassi piuttosto che altro, e dicono che ci vendono anche il 110. Ecco, io vorrei evitare che queste cose succedano. Sono già partite delle segnalazioni all'autorità garante della concorrenza e del mercato, proprio perché queste cose non vanno fatte. Certo, io la ringrazio davvero per essere stato con noi, Stefano Bellotto, Adiconsum Treviso Belluno. Una buona giornata e una buona domenica, grazie. Buona giornata, arrivederci. Grazie, grazie. Ecco, noi ora andiamo a Padova per una vicenda che sta suscitando non poche polemiche ed è quella relativa al monumento di Gatta Melata. I ponteggi sono stati appena issati attorno al monumento che si trova sul sagrato del santo e c'è già l'ipotesi dello spostamento della statua per lasciarne in piazza una copia. Si è scatenata naturalmente la bufera, a dare fuoco alle polveri il neo sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, che esclude in modo risoluto ogni sostituzione dell'originale. Sentiamo. Questo spostamento non sa da fare. Rievoca una scena di manzoniana memoria la querela che Vittorio Sgarbi solleva sul monumento equestre al Gattamelata, capolavoro rinascimentale di Donatello. Sottosegretario alla cultura con delega al patrimonio artistico da pochi giorni, Sgarbi ha come sempre le idee chiare e le comunica in modo diretto alla delegazione pontificia, responsabile e custode del patrimonio artistico del santo. Eh sì, perché l'ipotesi ripetuta da mesi di uno spostamento del monumento all'interno del Museo del Santo, sostituito nel sagrato da una copia esatta, non aggrada per nulla al neo sottosegretario, che affida una nota al suo pensiero. Va escluso risolutamente, anche per evitare la diffusione di ipotesi senza fondamento propalate dalle cronache, che il Ministero consenta la realizzazione di una copia fedele da sostituire all'opera originale. Ipse scripsit. Conciliante la risposta del delegato pontificio per la Basilica del Santo, arcivescovo Fabio Dalcin, che, ricordando operazioni recenti come lo spostamento del Marco Aurelio del Campidoglio, spiega che solo dopo aver raccolto tutti i dati necessari con le più moderne tecnologie, questi verranno vagliati dal comitato scientifico e dai migliori esperti mondiali del settore per prendere solo in seguito decisioni in sinergia con tutte le autorità competenti. Il dialogo è aperto, insomma, ma Monsignor Dalcin conclude: la copia del Gattamelata resta un auspicio di questa delegazione, pronta a dialogare con tutte le istituzioni poste a tutela del bene culturale. Ed ora andiamo a Belluno per una singolare esposizione in centro dedicata alla scultura del legno. Fabio Fioravanzi. Grazie per la linea, siamo in centro a Belluno, vogliamo raccontarvi la 36esima edizione di un extempore di scultura sul legno. Hanno posto come tema l'energia. Io e Stefano abbiamo già intervistato gli scultori che stanno lavorando sul legno. Non ci fermiamo da uno soltanto, ma andiamo a raccontarveli attraverso le tante interviste, facendovi vedere come arrivino un po' da tutta Italia, tante al Trentino Alto Adige, ma anche dal Lazio e anche dal Piemonte. Scolpire a Belluno com'è? Bello, bello. C'ero già stato, è la 4ª volta che vengo, ma le prime volte erano 20 anni fa. È cambiato poco, è sempre bello, bella città, bella accoglienza, bel clima. Era più freddo le altre volte, però quest'area di montagna, questa nebbiolina, questa pioggia è gradevole. Bella, è una bella esperienza sempre venire a scolpire a Belluno. Bellissimo, se no non ci sarei già qua minimo la 15ª volta. Mi piace lavorare qua in piazza con poco tempo a disposizione, perché lì diciamo i pezzi riescono meglio come se li facessi a casa.
con tutto il tempo diventano fiacchi, no? Qua invece rimangono spontanei, buttati là così come pennellati su una tela. È sempre bella, io gioco in casa, l'ho fatta parecchie volte, ma ogni volta è sempre un'emozione nuova, perché comunque incontri gente che conosci o comunque ne conosci nuova, è sempre bella, è una bella cittadina, si vive bene a livello di simposio anche. Scolpire a Belluno, che emozione è? Ma è molto bello, guarda, sono venuto qua per la prima volta. Vengo da Torino, ho fatto più o meno 50 simposi, però fino adesso non sono arrivato qua. Ho avuto una bella sorpresa, è una città bella, un'atmosfera straordinaria, mi trovo molto bene. È bella emozione qui, ormai ci vengo dall'88 e anche oltre che scolpire ritrovare persone che sono degli amici, sono diventati amici dopo tanti anni e anche rivederli una volta all'anno penso sia la cosa più bella, almeno per me. Eravamo partiti tanti anni fa insieme, ritrovarli, si parla, c'è sempre un consiglio, una chiacchiera, una bevuta ben volentieri, perché la vita, questo è il bello, ritrovarsi e fare anche festa assieme, oltre che scolpire. Qual è l'emozione di questa esperienza? L'emozione è incontrare le persone, perché c'è sempre uno scambio, è sempre qualcosa di bello, perché si impara sempre qualcosa. Belluno è bello, una bella città e sempre una bella compagnia di scultori, ti trattano bene, è anche un bel periodo, non fa così caldo. Fa così freddo? Quest'anno non fa così freddo, sì, però bello, mi piace sempre Belluno, terza volta che vengo. Ma sicuramente bello, e posso dirlo perché è la quinta volta che vengo e mi sono sempre trovato bene. Anche quest'anno non ho rifiutato l'invito, perché Belluno è sempre Belluno, non si può rifiutare. È sempre bellissimo. Perché? Ma per la città, poi sì, questo clima che si respira durante il simposio è una cosa molto particolare e sempre molto interessante, insomma, come fermento, diciamo, artistico e come è vissuto dalla popolazione, è sempre una cosa bellissima. E la gente come vi accoglie? La gente è molto bene, si vede che qua apprezzano ancora l'arte della scultura e sì, molto molto bene. La gente sembra che sia contenta di che noi siamo qua e questo che fa l'ambiente. Uno è il popolo bellunese che dopo tutti questi anni qua lo segue ancora con tanto entusiasmo e quello ci fa piacere perché si vede che siamo apprezzati. E la gente come reagisce? La gente molto bene, perché negli anni probabilmente ha acquisito anche esperienza, perché 36 volte, 36 edizioni, quindi ci sono diverse generazioni che hanno visto anche come cresce, come si è evoluta anche il modo di scolpire, insomma. I bellunesi? Molto aperti, però con arte contemporanea non sono preparati, diciamo, perché sono abituati con la scultura figurativa. Quando li metti davanti una scultura così molto stilizzata non capiscono tante cose. Mi chiedono delle domande sempre che è perché non si capisce. Le persone sono speciali qua a Belluno e dopo si vede che dopo 36 anni, mi sembra che sono 36, di estempore, le persone hanno una cultura anche del legno, ma dell'arte proprio. Bello parlare con le persone. E i bellunesi come sono? Ma io sono friulano, posso dire che sono come i friulani, dai. Quindi ho un buon giudizio su di loro, dai. E con questo chiudiamo la nostra carrellata, vi abbiamo fatto vedere quello che c'è in centro a Belluno, tante le persone che si fermano, per gli artisti un appuntamento ormai fisso nel loro calendario e diamo quindi a loro e a voi l'appuntamento per l'anno prossimo. È tutto, grazie per la linea. Ecco, noi restiamo per un ultimo servizio nel bellunese, andiamo a Igne, frazione di Longarone, dove è grande festa per la nuova passerella, simbolo della comunità, che è stata riaperta proprio ieri. Vai, via. Vai! 120 metri di passerella che nel punto più alto sovrasta di 120 metri il torrente Maè. Per riaprirla, dopo aver fatto i lavori necessari, ci è voluto un po' più del previsto, ma la soddisfazione ora è tanta.
È un'opera che è stata costruita tra il 73 e il 75 e poi è stata manutentata una trentina d'anni fa e aveva bisogno di un intervento molto importante dal punto di vista strutturale, quindi siamo riusciti a metterci quasi 300.000 euro di investimento grazie anche a un contributo statale del Consorzio BIM e abbiamo realizzato quest'opera che è un'opera, penso per tutta la comunità di Igni è fondamentale, perché di qua della passerella ci sono tantissime casere, ma anche un luogo turistico e un po' un simbolo del nostro comune. Per il comune di Longarone è un'occasione turistica in più, uno spettacolo davvero unico, ma anche un ostacolo per qualcuno che forse non la attraverserà mai, non la attraverserà più. L'ultima volta che l'ho attraversata è stata quando c'è stata la corsa Nafruada de Scarpetta, io che soffro di vertigini, accompagnato ai lati da 2 amici. Tanta fatica a passarla. Sì, questo è il mio problema, però questo è un luogo, ripeto, simbolo della nostra comunità. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore, il meteo. Buona domenica. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Previsione del tempo per domenica 6 novembre. Sul Veneto permangono condizioni di stabilità, non sono attese piogge, sarà in prevalenza soleggiato, non si esclude la presenza di nubi irregolari, specie verso est, alternate a schiarite. Temperature minime comprese tra 3 e 8 gradi, massime tra 13 e 16 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, ampio soleggiamento su tutti i settori, salvo locali addensamenti innocui. Temperature minime comprese tra 4 e 9 gradi, massime tra 14 e 16 gradi. Sul Trentino Alto Adige, sole dappertutto con qualche annuvolamento senza conseguenze. Temperature minime tra 2 e 4 gradi, massime intorno ai 15 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.